al rifugio Passo di San Nicolò, attraverso la Val Contrin, il rifugio Contrin, per poi chiudere questo bellissimo anello nell'Alta Val di Fassa in direzione del Ciampac, ed è dove vi porto nella giornata odierna con questo mio video. Ed è il sentiero della Mucca Ombretta, il sentiero 602 che sale lungo la Val Contrin in direzione del rifugio Contrin. Mi trovo nell'Alta Val di Fassa, precisamente in località di Alba di Canazei, per questo nuovo anello escursionistico che mi riporta nuovamente all'interno di questi meravigliosi territori fassani, per raggiungere poi in alta quota il rifugio Passo San Nicolò. Ed è la Baita Loccia de Contrin, questa bellissima struttura che trovate lungo il sentiero 602 attraverso la Val de Contrin. Una giusta pausa, quel caffè di metà mattina durante la salita che non deve assolutamente mancare. Ed ora proseguo, quindi sempre il 602, una leggera pioggerellina, speriamo bene, temperature perfette comunque, quindi massima libertà ugualmente. E la Val Contrin è un qualcosa di meraviglioso, una bellissima valle verde immersa attraverso questi boschi con questa bella strada bianca centrale. Peccato per le nuvole che vanno a nascondermi le vette maggiori che mi stanno attorno, come il Gran Vernel che in questo momento tengo sulla mia sinistra, il Gran Vernel che poi guarda direttamente verso la Marmolada, perché la Marmolada è proprio qua dietro. Ma comunque sia, punti di vista e panorami e un ambiente naturale veramente meraviglioso. Sono proprio contento. Oh yeah!
ed è un piacere che aumenta in dismisura, soprattutto quando per la prima volta si cammina su un nuovo sentiero, su un nuovo itinerario. Questa è la mia prima assoluta lungo questa valle, successivamente poi al rifugio Passo San Nicolò, quindi tutto assume un aspetto molto più piacevole e molto più avventuroso. Oh yeah! Ed eccomi in Malga Contrin, la vecchia Contrin, anche questo un perfetto punto di sosta durante il cammino, una piccola pausa che merita sicuramente di essere approfondita anche in questa vecchia Malga, una pausa veloce per poi ripartire in direzione del rifugio, ma soprattutto in direzione di tutti quei sentieri che si snodano all'interno di questo meraviglioso territorio, sebbene ancora per ora per buona parte nascosto dalle nuvole. Ed ora lascio la Malga, proseguo sempre in direzione del rifugio Contrin, sempre sul sentiero 602, e questa leggera pioggerellina che a quanto pare oggi vuol far parte della mia giornata, almeno di questa mattinata fino ad ora. Ed eccomi al rifugio Contrin, dopo circa 2 orette e un quarto di cammino direttamente da Alba di Canazei. Pausa caffè al rifugio Contrin ed ora via, si riprende nuovamente il cammino, sentiero 608 in direzione del Passo di San Nicolò. Ed ora bisogna porre un po' di attenzione, infatti quassù rispetto a valle deve aver piovuto sicuramente maggiormente, soprattutto durante la notte, quindi il sentiero, essendo prevalentemente roccioso, è molto scivoloso, quindi da porre le giuste attenzioni, e a quanto pare qualcosina si muove lassù, speriamo bene.
E quello del Ciampa della Selva è proprio un angolo di paradiso terrestre, questo bellissimo alpeggio immerso nel verde. Effettivamente qui c'è poco dietro, leggermente più a monte, Malga Contrin, ma soprattutto la bellezza di questo panorama che guarda verso il massiccio roccioso del Grand Vernel. E man mano che si sale in quota, la panoramica verso il Grand Vernel diventa sempre più bella da osservare, quindi delle piccole pause che, sebbene ci siano delle nuvole che comunque sia un pochino disturbano la bellezza di questo massiccio roccioso, delle piccole pause sicuramente di dovere. Adesso però c'è da fare una considerazione, perché se dal rifugio Contrin siamo a poco più di 2000 metri, per arrivare al rifugio Passo San Nicolò sono 2350 metri, quindi dell'intero anello quello che per ora io identifico come il tratto più impegnativo, diciamo, ecco, da un punto di vista di dislivello. Infatti si tratta di 340-350 metri in continua salita per poi arrivare al passo e ovviamente, nuvole permettendo, oltre al rifugio una bella visuale lungo la Val San Nicolò, una bella panoramica lungo questa bellissima vallata della Val di Fassa. Ed è un passaggio questo all'interno di questi massi rocciosi che si compone anche di ampi spazi verdi dove la natura ha creato un vero e proprio giardino di colori.
Ed eccomi al passo di San Nicolò e al rifugio omonimo, il rifugio Passo San Nicolò. E se alle mie spalle ora tengo il rifugio Passo San Nicolò, girandomi leggermente l'intera Val di San Nicolò, bellissima espressione, bellissima valle, ovviamente un po' disturbata da queste nuvole, ma comunque sia uno spettacolo meraviglioso. Ed ora lascio il rifugio Passo San Nicolò, dopo aver pranzato in questa bellissima struttura, con questa bellissima panoramica verso i prati di Contrin, con il Gran Vernel e tutta la sua maestosità. Proseguo in direzione del Champak. Punti di vista che ora guardano in ciò che mi lascio alle spalle, ma soprattutto in ciò che ancora mi aspetta, quindi in direzione del Champak. Ed ora si scende leggermente in direzione di questo pianoro erboso per poi risalire e dare così inizio per un breve tratto di passaggio lungo il sentiero attrezzato Pederiva, per poi giungere quindi a Champak e dare quasi la chiusura di questo anello. Ed eccolo qui del Pederiva, questo è il tratto, come vedete, attrezzato con questo cordino d'acciaio. Ovviamente non serve né imbrago né caschetto da ferrata perché si tratta di un passaggio molto facile, come potete vedere leggermente esposto, ma insomma non da richiamare l'utilizzo del kit da ferrata, per cui si sale tranquillamente, basta stare un attimino attenti a dove si mettono i piedi e come sempre mano sulle corde, sempre.
E arrivo in cresta. Il Pederiva è un tratto attrezzato molto facile, in alcuni tratti un po' esposto, ma niente di particolare, basta stare un attimino attenti. Il kit da ferrata non è consigliabile, non serve insomma, per cui in alcuni tratti il cordino d'acciaio è molto utile per aiutarsi in fase di salita in quei tratti leggermente in discesa, per cui diciamo che più che altro l'utilità del tratto attrezzato sta proprio in quello. Ma la bellezza di questo anello, dopo aver lasciato il rifugio Passo San Nicolò, è che se da una parte mi lascio la meravigliosa Val di San Nicolò, si arriva quindi in cresta, dove dalla Val di San Nicolò si passa in direzione del Ciampac, quindi quel versante dell'Alta Val di Fassa che guarda direttamente ai centri abitati di Canazei e di Alba, da dove sono partito io questa mattina. E da questo punto una magnifica panoramica che guarda direttamente al gruppo del Sella, il massiccio del Sella, questo versante che guarda verso la Val di Fassa, e già con le nuvole che sotto certi punti di vista nascondono la bellezza di questo gruppo montuoso, comunque la vista è sicuramente molto particolare, cosa diversa invece per quanto riguarda il Sasso Piatto e il Sasso Lungo, che praticamente sono completamente coperte dalle nuvole. Da un punto di vista tecnico, quindi tempistiche, considerate che riuscite a completare questo straordinario anello in circa 7 ore, soste comprese, quindi partendo da Alba, risalendo la Val Contrin, una pausa caffè al rifugio Contrin per poi affrontare quei 300 e poco più metri di dislivello che separano il rifugio Contrin dal rifugio Passo San Nicolò. Ovviamente 350-330 metri di dislivello all'incirca, per poi fermarsi al Passo San Nicolò, al rifugio, e pranzare lì comodamente. Rifugio meraviglioso, ottima accoglienza, mangiato molto bene, i titolari molto simpatici, veramente una bella compagnia. E poi ripartire nuovamente in direzione del Ciampac, quindi attraversare quel tratto attrezzato del Pederiva, che impegna poco, non è classificabile come un tratto da affrontare con l'utilizzo del kit da ferrata, e poi sbucare su questa bellissima cresta rocciosa che guarda da una parte la Val di San Nicolò e da quest'altra parte appunto il versante del Ciampac, dove mi trovo io. Parlando invece di dislivello complessivo, io credo che il dislivello complessivo, considerando l'intero anello, non vada oltre i 1100-1200 metri. Il Pederiva, quindi il tratto, la parte finale di questo anello, invece impone di salire leggermente di quota, come avete visto, e quindi il seguito è un continuo saliscendi di questo tratto attrezzato per poi arrivare in cresta, come vi ho fatto vedere prima. E quindi io credo che lì un centinaio, 150-200 metri di dislivello aumenti progressivamente, quindi diciamo che sono 1200 metri. Adesso vedremo la grafica finale cosa mi darà da un punto di vista di altimetria definitiva.
E dal Ciampac per ora è tutto dalla Val di Fassa. Grazie per aver seguito questo mio nuovo video estivo di questa piovosa estate, perché purtroppo fino ad ora le cose non stanno andando decisamente per il meglio, ma per ora non mi resta solo che salutarvi e ringraziarvi per la vostra cortese e preziosa presenza. Oh yeah!